Grande campione del passato, Michele Bartoli dà il via alla gara riservata alla categoria esordienti secondo anno. Sono 72 gli atleti che prendono il via, con un circuito, il medesimo, che ha visto protagonisti gli atleti della categoria esordienti al primo anno, di 4 km e 200 metri da ripetere questa volta per 7 tornate. Andatura decisamente più blanda rispetto ai loro colleghi più giovani. Gli atleti del secondo anno, nati nel 1999, affrontano tutti a compatti i primi 3 giri di corsa. Nel corso della terza tornata c'è un primo tentativo di fuga, prova ad allungare Lorenzo Quartucci, atleta umbro del team cycling Città di Castello. Il gruppo però lascia pochissimo spazio e torna subito compatto all'inizio del quarto giro. Niente da fare quindi per altri tentativi di fuga, il gruppo continua a viaggiare compatto, andatura dicevamo che sembra decisamente più blanda rispetto a quella dei corridori che si sono impegnati in precedenza. Il plotone infatti va ad annullare tutti i tentativi di fuga ed il gruppo si presenta compatto agli ultimi 2 giri. Al suono della campana, ulteriore tentativo di fuga, questa volta è l'atleta di casa Diego Ciucci dell'USD Monte Carlo Ciclismo, atleta nato il 21 maggio 1999 che prova ad allungare, guadagna qualche metro, transita con circa 30 metri di vantaggio al suono della campana nei confronti del gruppo che viaggia compatto. Nel corso dell'ultimo giro, degli ultimi 4.200 metri, il plotone recupera Diego Ciucci, che quindi nulla ha potuto con il suo attacco solitario, anche se va rivolto sicuramente un applauso all'atleta di casa che è riuscito ad impensierire le ruote veloci del gruppo. E così il plotone si presenta compatto ai piedi dell'ultimo strappo negli ultimi 300 metri di gara, quando riesce a spuntarla su tutti Lorenzo Quartucci del team cycling Città di Castello, che batte allo sprint Daniele Cincinelli della società sportiva Pedale Toscano Ponticino, terzo il bravissimo alfiere di casa Diego Ciucci della Monte Carlo Ciclismo, quarto Daniele Luccherini della Gastone Nencini, quinto è Leonardo Mosca della Nestor Zea Marsciano, sesto è Geremia Fedeli della Polisportiva Albergo del Tongo, settimo Walter Parodi della Levante Eurotermo, ottavo Lorenzo Cataldo del Veloclub Seano One, nono Francesco Menichetti della Società Sportiva di Grosseto, decimo Federico Calamai del Veloclub Seano One. Primo successo stagionale per Lorenzo Quartucci, che batte un deluso Daniel Cincinelli, che dopo il terzo posto ottenuto la settimana scorsa a Pontassieve riesce a migliorarsi ed ottenere una seconda posizione. Deluso anche Diego Ciucci nonostante l'ottima prestazione dell'alfiere di casa. Andiamo quindi ad ascoltare i protagonisti, il podio che vi ricordo composto da Lorenzo Quartucci, Daniele Cincinelli e Diego Ciucci, della gara riservata agli esordienti del secondo anno e valida come terzo memorial Ugo Silla. Lorenzo Quartucci, una grande volata in salita, una vittoria importante, sei riuscito a battere tutti gli avversari? Sì, gara molto dura, molti scatti, all'ultimo sentivo la gamba, ci ho provato, è andata a buon fine. Una volata molto impegnativa con questo strappo a 50 metri dall'arrivo. Sì, molto dura, molto faticoso, arrivavi su a velocità elevate, sta bene. Una dedica? La dico ai familiari, agli allenatori e a tutti. Daniele Cincinelli, secondo posto in questa volata in salita, non sei riuscito a recuperare il vincitore, ci è mancato pochissimo. Beh sì, i corridori, comunque gli avversari erano molto forti. Domenica scorsa feci terzo e volevo provare questa volta perché il nostro allenatore all'ospedale è cascato, quindi ci volevo provare anche per lui, però non c'è stato verso, ero praticamente a blocco, morto, quindi va bene il secondo posto. Diego Ciucci, un terzo posto nella gara di casa, soddisfazione? Sono un po' amareggiato perché là ho provato a partire ma non è riuscito per poco tempo, poi mi hanno recuperato, allora ho provato a fare la volata che è terzo, con tutta la preparazione che abbiamo fatto in questa corsa è uno scarso terzo.